Eccoci a questo terzo capitolo. Questo video sarà leggermente diverso dagli altri, dato che non ci siamo spostati da Aoshima. Quindi Miglio Mille Miglia ha deciso che vi spiegherà come organizzare un viaggio come questo. Un viaggio estremamente low cost, dove l'unico obiettivo è stare più tempo possibile in un luogo da esplorare, spendendo il meno possibile. Possiamo dire che ci sono 3 punti fondamentali. Il primo punto è il biglietto aereo, che ha una notevole influenza sul costo del viaggio. Ovviamente più lontano volete andare e molto spesso più è elevato il prezzo del biglietto aereo. Quindi, come abbassare questo costo? Ci sono 2 modi. Primo modo, ovviamente il più conosciuto da tutti, è quello di prenotare il biglietto prima possibile, quindi con un larghissimo anticipo. Il secondo metodo è quello di eliminare gli intermediari. Cosa significa? Noi molto spesso non sappiamo dove cercare le compagnie aeree, quindi andiamo su qualche applicazione o qualche sito, come mi viene in mente i Dreams, i quali ci propongono tutti i voli partendo da quelli col costo più basso. Ora, il problema di questi intermediari è che inseriscono una commissione per loro stessi, come è giusto che sia. Quindi cosa possiamo fare? Utilizziamo questi siti per capire quali compagnie aeree ci propongono e poi andiamo direttamente sul sito di quella compagnia aerea per prenotare il biglietto. Io adesso invece vi spiegherò come trovare un alloggio low cost, anzi direi addirittura a costo zero. L'obiettivo è quello di fare un viaggio spendendo il meno possibile. Cosa ho scoperto? Esistono dei siti e delle app, conosco alcuni nomi, ad esempio Helpix oppure Workaway, oppure l'applicazione che uso io che si chiama Worldpackers ed è un'app scaricabile sul cellulare. Non sto facendo pubblicità, è solo per darvi delle dritte, così se volete fare la stessa cosa che ho fatto io lo potete fare tranquillamente. Tramite questi siti, tramite queste app si possono trovare dei luoghi che sono bed and breakfast, hotel oppure fattorie che offrono alloggio in cambio di qualche ora di lavoro al giorno. E questo non funziona solo in Giappone ma in tutto il mondo. Quindi a seconda del luogo in cui volete andare, basta che lo inseriate nella barra di ricerca di questi siti o di queste app e troverete un sacco di opzioni per spostarvi in quel posto. Con questo abbattiamo un sacco i costi del nostro viaggio. Tra l'altro, una cosa che mi stavo dimenticando, che con questi sistemi avete direttamente già un contatto sul luogo che vi può dare dei consigli. Se serve portare qualcosa, se dovete stare attenti, se serve qualche vaccinazione, se serve un visto lavorativo, cose del genere, insomma. Terzo punto sono i documenti necessari per andare a viaggiare. Il primo in assoluto è il passaporto elettronico, che si fa presso la prefettura del proprio paese. Calcolate che possono andare fino a 3 mesi per ottenerli, forse anche di più a seconda della zona in cui abitate. Quindi prendetevi con largo anticipo. E in realtà questo basterà per la maggior parte dei viaggi che vorrete fare. Poi chiaramente ci sono degli stati che hanno delle limitazioni. Ad esempio, in Giappone non serve nessun visto se restate fino a un massimo di 90 giorni. Negli Stati Uniti invece non serve un visto se state entro 90 giorni, ma serve un'autorizzazione federale di nome ESTA, che si può compilare tranquillamente online. Però questo non basta se utilizziamo le app o i siti che abbiamo visto, dato che viene considerata un'attività lavorativa. Quindi per andare a fare questo tipo di attività negli Stati Uniti serve comunque un visto lavorativo. Per gli altri stati non ve lo so ancora dire, però sicuramente troverete tutte le informazioni necessarie in internet, basta cercare con calma. E come quarto punto, un punto bonus, sono le paure. Vi metteranno tante paure, tanti dubbi sul viaggio, attenti alla criminalità, le bestie pericolose, qualunque cosa, perché
vi vogliono bene e vi vogliono mettere in guardia, ma voi non fatevi troppo influenzate, se no rischiate di non partire proprio. Andate, perché ogni paese ha i suoi rischi, anche quello in cui abitate, quindi è stupido evitare di fare un viaggio per via di questi rischi. Quindi prendete il coraggio e partite per il viaggio. E dopo quest'ultimo sdolcinato commento, il nostro Emilio Mille Miglia se ne va a surfare. E detto questo, mandi a Duik.